Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Denunciati per lesioni 2 cittadini afghani ieri sera alla lite in largo Barriera, dove sono volate bottiglie di vetro, ma è spuntato anche un coltello. Infatti uno degli stranieri è stato accoltellato, ma ci racconta tutto Gianluca Paladin. Ha cercato di sedare una lite scoppiata fra l'amico e un altro giovane e per tutta risposta è stato accoltellato al sedere. Ennesimo episodio violento con l'utilizzo di un coltello a Trieste nella serata di ieri. Il teatro dei fatti, largo Barriera. 2 cittadini afghani stavano litigando per i proverbiali futili motivi, con tutta probabilità a seguito di una serata alcolica. Il terzo individuo, anch'esso afghano di 23 anni e amico di uno dei litiganti, è intervenuto mettendosi in mezzo ai due per placare gli animi. Il 23enne ha quindi trascinato via l'amico, ma l'altro straniero, un 30enne, ha estratto la lama, ha rincorso il giovane che aveva cercato di sedare la lite e lo ha accoltellato a un gluteo. Quindi è scoppiato il Far West, sono volate bottiglie di vetro e anche l'accoltellatore è rimasto ferito. Erano le 21:30 quando sul luogo della violenza sono intervenuti i carabinieri della stazione di via Ermet. I militari dell'Arma hanno riconosciuto la vittima della coltellata. Il cittadino afghano, regolare sul territorio, è gravato da precedenti di polizia. Questi e il 30enne connazionale sono stati medicati all'ospedale di Cattinara per le lesioni riportate. Interrogati dai militari dell'Arma, i due si sono accusati reciprocamente. Entrambi sono stati denunciati e verrà anche valutato l'avviso orale. In corso anche la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per far piena luce sulla vicenda. Ancora cronaca, brutto incidente ieri sera durante una replica di Allegria, un trapezzista ha mancato una presa ed è caduto battendo il capo sulla rete di protezione. Vediamo. Un brusco atterraggio nella rete di protezione. Di questo parla la nota ufficiale emessa dal Cirque du Soleil in merito all'incidente che ieri pomeriggio, durante lo spettacolo delle ore 16, ha coinvolto uno degli artisti che fa parte del numero di trapezio volante che chiude Allegria in A New Light. Secondo quanto riporta Trieste Prima, l'artista avrebbe mancato una presa durante un passaggio e sarebbe caduto battendo il capo contro una parte della rete di salvataggio. Lo spettacolo, si legge nella nota, in conformità con i protocolli di risposta alle emergenze che la compagnia ha predisposto, è stato interrotto per portare l'artista nel backstage dove è stato preso in cura dal team medico dello spettacolo. Dopodiché il trapezzista, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni saranno monitorate anche dall'equipe medica del Cirque du Soleil per determinare quando potrà ritornare in scena. Allegria in A New Light continua le rappresentazioni fino al 13 luglio. Lo spettacolo del Cirque du Soleil si appresta a battere i record di affluenza di tutti gli spettacoli dal vivo in Friuli Venezia Giulia. Maxi sequestro di detersivi contraffatti nel porto di Trieste. Le fiamme gialle li hanno scoperti a bordo di un tir proveniente dalla Turchia e diretto in Germania. Vediamo. Detersivi e detergenti vari recanti numerosi marchi contraffatti riferiti a noti brand del settore. I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne hanno sequestrato ben 4.500 flaconi nel porto di Trieste. L'operazione ha avuto origine da un controllo doganale, nell'ambito del quale il personale operante ha riscontrato che a bordo di un tir proveniente dal porto di Gemlik in Turchia, cartolarmente destinato alla Germania, erano trasportati numerosi colli costituiti da diverse tipologie di detersivi e detergenti per i quali fin da subito è stata ipotizzata la contraffazione, in considerazione del fatto che entrambe le tipologie di prodotti erano state imballate in modo promiscuo. Le iniziali ipotesi investigative sono state confermate poi dal risultato delle perizie eseguite dalle aziende titolari dei vari loghi opportunamente interessate, che classificavano tutti i prodotti come non autentici. Il contrasto alle frodi doganali è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell'Unione Europea e dello Stato, scrivono le fiamme gialle in una nota, per salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale di quelle imprese che introducono nel mercato prodotti e prezzi inferiori e per tutelare i cittadini dall'ingresso di merci di dubbia natura e provenienza.
I militari della stazione di Trieste di Scorcola hanno denunciato in stato di libertà una 39enne del posto pregiudicata ritenuta responsabile del furto di denaro all'interno degli spogliatoi di una scuola di danza della città. L'indagine ha preso avvio dalla denuncia sporta dal titolare della scuola di danza, il quale aveva segnalato l'increscioso episodio dopo che alcuni allievi avevano lamentato la mancanza dei loro averi dagli armadietti. Grazie alle immediate attività investigative dei militari, che hanno incluso le testimonianze e la visione di alcuni fotogrammi, è stato possibile risalire in breve tempo all'identità della presunta autrice del furto. La donna è stata deferita in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione? Le chiedo subito oggi in città per quanto riguarda il traffico e quali sono le segnalazioni. Ma la situazione attuale è abbastanza tranquilla, una mattinata intensa per quanto riguarda richieste e il nostro operato. Per quanto riguarda il traffico invece non è stato molto intenso in città, sarà anche il caldo naturalmente che imperversa. Per quanto riguarda la viabilità, appunto ribadisco, non ho particolari notizie da fornire. Per quanto riguarda i lavori ho una nota invece, qui siamo in città, siamo in via Brunner, il pezzo che va da via Slata per Stuparice a via Ginnastica è stato chiuso oggi per dei lavori a Cegas. Questa chiusura andrà avanti per 4 giorni, c'è anche la deviazione della linea dell'autobus, quindi fare attenzione, non abbiamo avuto segnalazioni di gravi intasamenti o ripercussioni sulle vie vicine, anche abbiamo un cantiere che oggi abbiamo sgomberato, siamo in via Piccardi, all'altezza del Civico 24, un restringimento di carreggiata, ma anche qui tranne lo sgombero dell'area non abbiamo avuto particolari segnalazioni di rallentamenti. Ricordo che sulla strada regionale 14 siamo sulla strada costiera, oggi dovrebbe iniziare il cantiere in senso unico alternato che andrà avanti fino al 5 luglio come da ordinanza di FVG Strade. Anche qui per fortuna non abbiamo avuto grosse ripercussioni, grosse segnalazioni di colonne in strada costiera. Per quanto riguarda i lavori, ho ancora da segnalare i lavori di rifacimento segnaletica orizzontale, soprattutto fare attenzione per quanto riguarda l'orario notturno. Le squadre lavoreranno nella zona di via Rossetti, via La Marmora, nella zona di via Valmaura, Ratto della Pineria, via Pagliatucci, nella zona di Servola, e una squadra opererà anche nell'abitato di Opicina, quindi fare attenzione al cantiere mobile e agli operai che lavorano soprattutto in orario notturno. Ultima nota, probabilmente per tutta la settimana, oggi sicuramente sì, sarà interdetta l'area di sosta per la presenza delle navi da crociera, quindi una capacità ridotta di disponibilità di posti nella zona delle rive, quindi ribadisco, c'è l'interdizione dell'area di sosta, attenzione antistante la stazione marittima. Altre cose al momento non ho da fornire, quindi restituirei la linea. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie. Grazie anche a lei, un buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora noi andiamo avanti e andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale, perché nasce in Friuli Venezia Giulia il registro dei volontari per la tutela dell'ambiente. Vediamo. Diffusione di informazioni sulla normativa ambientale e la sensibilizzazione della collettività sui comportamenti corretti da adottare per il rispetto dell'ambiente, divulgazione di buone pratiche e condotte orientate alla tutela dei beni ambientali, anche attraverso progetti di educazione ambientale, sono alcuni dei compiti dei volontari per la tutela dell'ambiente, per i quali la Giunta del Friuli Venezia Giulia ha istituito uno specifico registro regionale, approvando un relativo regolamento. Questo prevede inoltre che il volontario possa contribuire alla raccolta di dati, informazioni, al monitoraggio ambientale e partecipare a iniziative di pulizia per la rimozione di rifiuti sui fondali marini, nelle aree lagunari e fluviali, specchi lacustri, parchi, boschi e altri terreni. È un importante miglioramento del quadro regolamentare di quei cittadini che hanno il merito di aver scelto di impegnarsi in forma volontaria per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, uno slancio che le istituzioni hanno il dovere di proteggere e agevolare, ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha reso nota l'approvazione della bozza del regolamento per il registro regionale dei volontari per la tutela ambientale.
Approvata la domanda di iscrizione, il volontario è ammesso ai corsi di formazione organizzati dall'ARPA. Le attività sono svolte in maniera personale, spontanea e gratuita per fine di solidarietà, senza scopo di lucro, neppure indiretto. Non è previsto compenso economico, se non il rimborso delle spese sostenute, che potrà essere riconosciuto dagli enti promotori delle attività. È stato inaugurato oggi alla Biblioteca del Quadrilatero di Melara il nuovo punto allattamento, un angolo attrezzato pensato per agevolare le mamme e promuovere nel contempo la lettura. Vediamo. Qui abbiamo inaugurato il cosiddetto punto allattamento, cioè un luogo in cui la mamma con bimbi piccolissimi e forse con i suoi sorelline o fratellini può utilizzare all'interno di una biblioteca nel momento del cambio o del momento più intimo dell'allattamento. È un modo per andare incontro alle esigenze di tutte le donne, ma ci consente anche di promuovere la lettura a tutte le età. Quello inaugurato oggi alla Biblioteca Lina Mari Marinelli a Melara è solo l'ultimo in ordine di tempo tra i punti allattamento delle biblioteche comunali realizzati grazie al contributo della Regione. Ho scritto un emendamento per mettere 300.000 euro, diventata legge per tutti i comuni della Regione, per creare dei punti allattamento, non solo nelle aree comunali ma con un'altra linea contributiva in musei e biblioteche. Il Comune di Trieste è stato bravo a prendere una buona quota del finanziamento e riuscirà a coprire tutte le biblioteche comunali. I punti allattamento sono 5 nelle biblioteche comunali. Alla luce di rilevate frequentazioni di mamme con neonati e figli in età prescolare, il servizio biblioteche ha ritenuto importante allestirli per garantire alle donne un luogo intimo e riparato. Questa progettualità parte ancora da quando ricoprivo il ruolo di assessore alle politiche dell'educazione e della famiglia del Comune di Trieste, un progetto che si inserisce nel più ampio livello di politiche attive per la famiglia, che voleva proprio dare una risposta alle madri, alle donne, dicendo loro che le istituzioni, i luoghi pubblici come questo vi accolgono e vi sostengono. Uno spazio per l'allattamento, per il cambio, in un spazio integrato che concede anche alle mamme di poter ricrearsi e aggregarsi e soprattutto svolgere attività di lettura. Ricordo che questo spazio è usufruito non solo all'utenza, quindi chi vive all'interno del complesso dell'altra, ma ne godrà anche tutti gli abitanti delle zone limitrofe. Prima della pausa una notizia dell'ultima ora che riguarda la Flex, non l'avvertenza in corso ma quella più vecchia, diciamo così, che riguardava il precariato. È stata confermata in appello la sentenza di primo grado, nessun rinvio quindi alla Corte di Giustizia Europea. È confermata pienamente la sentenza di primo grado, non era scontato, scrive USB, il sindacato, perché già i tribunali d'appello di Milano e Reggio Emilia, pur accogliendo integralmente i ricorsi presentati da lavoratrici e lavoratori, avevano optato per una conferma della Corte europea, quindi la Corte d'Appello di Trieste ha invece scelto per la piena conferma delle richieste di lavoratrici e lavoratori, andando a sentenza e riaffermando quindi che Flex è il vero datore di lavoro e ribadendo che i rapporti di lavoro stanno in capo non alle agenzie di somministrazione bensì all'utilizzatore, in questo caso Flex. Quindi per l'organizzazione sindacale è di vitale importanza la conferma dell'orientamento della Corte di Giustizia Europea che lo staff leasing è contrario al principio di somministrazione, che deve essere invece a tempo determinato. Per USB si apre la strada per lo smantellamento di un elemento che sanciva per legge il cosiddetto precariato stabile, ossimoro che ha impedito a migliaia di lavoratrici e lavoratori di potersi garantire un futuro stabile. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco. È partito ieri da Trieste per concludersi poi a Gorizia il campionato italiano di ciclismo su strada. Non vi era molta folla in Piazza Unità, forse a causa del caldo notevole. Molti avranno preferito Barcola e la morsa dell'AFA non molla. Vediamo.
Partiti alla fine, in ritardo di più di mezz'ora rispetto all'ora stabilita, causa l'incidente verificatosi su un tratto del percorso a Sistiana. E dunque alle 11.05 la carovana del campionato italiano di ciclismo su strada ha lasciato Piazza Unità per raggiungere il chilometro zero al bivio di Miramare e percorrere il tragitto che si sarebbe poi concluso nel pomeriggio a Gorizia dopo 228 chilometri. Presentati ad un gruppo forse non nutritissimo di tifosi e curiosi, c'erano fra i 128 partecipanti Filippo Ganna, neolaureatosi cronocampione, Jonathan Miller in procinto di correre il Tour de France e l'olimpionico Elia Viviani. Ogni nazione europea oggi correva il proprio campionato nazionale e stamattina ancora una volta il colpo d'occhio di Piazza Unità faceva la differenza con la Palinuro ancora ancorata, erano anni che cercavamo questo folle gioco di parole, e sullo sfondo una nave da crociera un po' più prosaica. Anche il sole è stato fin troppo presente. Non è da escludere che il caldo abbia spinto parecchi triestini già stamani a prendere d'assalto Barcola a cercare un po' di refrigerio. Chissà se sarà servito. Oggi Trieste rientrava nel numero delle 21 città a bollino rosso. Il caldo anomalo poi rischia di protrarsi e anche la prossima settimana sarà caratterizzata da calura eccezionale. Attenzione, martedì in regione saranno possibili temporali sparsi anche su pianura e costa di pomeriggio, ma sarà un'illusione. Mercoledì tornerà il sole con una temperatura di 5 gradi maggiore rispetto alla media. Giovedì stesso copione e la musica non cambierà nel prossimo fine settimana. L'assessore regionale all'ambiente Scoccimarro si è espresso a favore della candidatura di Trieste per la Donata degli Alpini del 2029. Ieri a Duino Aurisina si è tenuta la festa delle penne nere. Vediamo. La festa degli Alpini oggi a Duino Aurisina ha visto la presenza dell'assessore regionale alle politiche ambientali Fabio Scoccimarro. Bella festa alpina qui a Duino Aurisina con tutti gli amici alpini qui riuniti oggi a portare avanti il messaggio non solo di ricordo del servizio militare ma anche di volontariato, delle opere importanti che fanno. Oggi anche cultura con un bellissimo libro sul reduce della Russia e poi un messaggio importante vogliamo lanciare con tutte le associazioni di Friuli Venezia Giulia. Da bravo comunicatore l'assessore ha lasciato per ultimo il dato più importante e decisamente più gradito alle penne nere del territorio. La candidatura di Trieste al raduno alpino del 2029 quando ci saranno i 75 anni del ritorno di Trieste d'Italia e i 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un grande evento che la Regione vorrà appoggiare e auspico che questa candidatura abbia successo. Trieste ha già ospitato le adunate nel 2014, nel 1984, nel 1965, nel 1955, nel 1939 e nel 1930, 6 volte, un record che divide con Torino e Genova, dove l'adunata si svolgerà nel 2026. La candidatura per il 2029 era stata lanciata qualche tempo fa, timidamente. Con l'appoggio della Regione avrebbe decisamente più chance di riuscita. Martedì, domani, il Consiglio regionale per la prima volta nella storia esprimerà un voto di fiducia nei confronti dell'esecutivo. Intanto per tutta la scorsa settimana si è continuato a parlare di terzo mandato. Allora il punto nel servizio ancora di Umberto Bosazzi. Per la regione Friuli Venezia Giulia, quella che inizia domani sarà una settimana all'insegna di una novità. Quel voto di fiducia sull'esecutivo mai posto nella storia della regione, cui si è arrivati in seguito alle critiche ricevute dal ministro Ciriani per quanto concerne la gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, aveva negato che la mozione intorno alla quale il Consiglio discuterà martedì possa essere considerata una sorta di redde rationem nei confronti del ministro, esponente di Fratelli d'Italia. Un percorso che prosegue insieme, che viene espresso attraverso un voto di fiducia da tutta la maggioranza che è stata scelta dai cittadini di questa regione, punto. Vogliamo andare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni. C'è un altro problema che riguarda la politica nazionale, quel terzo mandato che pare definitivamente affossato dopo la bocciatura in Senato. Anche in questo caso Fedriga nei giorni scorsi ha voluto precisare intanto un dato legato alle scadenze politiche più prossime. La regione Friuli Venezia Giulia e questa amministrazione durerà fino al 2028, quindi non c'è nessun problema sul Friuli Venezia Giulia in questo momento. Poi, anche in qualità di presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga ha riassunto lo stato dell'arte della questione terzo mandato nel modo al momento più definitivo. Ci
stiamo occupando di moltissime cose in modo serio, sia come conferenza che come Regione Friuli Venezia Giulia. Non vivo tutto il giorno pensando al terzo mandato, un mandato è sicuramente un mandato che ho ricevuto dalla conferenza per cercare di interloquire con il governo. Continuerò a fare questo, come continuerò a interloquire su affari molto più importanti che riguardano per esempio i fondi europei, penso al PNRR, ma penso al Fondo Sanitario Nazionale, insomma tantissime questioni di cui la conferenza si occupa. Passiamo a parlare degli spettacoli. Tosca al Castello di San Giusto, un'ambientazione suggestiva per il capolavoro di Giacomo Puccini, presentato nell'ambito di Trieste Estate. Vediamo. Ultime prove nel cortile delle milizie del Castello di San Giusto per la Tosca che il Teatro Verdi propone questa sera, martedì e venerdì, con inizio alle 21:15 nell'ambito di Trieste Estate. Sul podio Enrico Calesso, 3 big nei ruoli principali: Elena Pancratova, Fabio Sartori ed Ambrogio Maestri. Nei giorni scorsi molto si era speculato sull'ambientazione, anche se non lo ricorda affatto, il Castello di San Giusto si prepara a fare una bella figura nel ruolo di Castel Sant'Angelo e pare proprio che lo spettacolo sia stato concepito anche avendo ciò in mente. Sarà una Tosca estremamente legata a San Giusto, perché abbiamo lavorato su un allestimento che partisse dal castello e quindi il muro del castello sarà estremamente importante. Stefania Panighini ribadisce il concetto partendo dal fatto che allestire uno spettacolo estivo non prescinde da una serie di considerazioni. E l'aperto è un luogo che già di per sé è uno spettacolo, le luci, il muro, la notte, la luna, le stelle sono già di per sé qualcosa che racconta una storia e bisogna raccontarla insieme. Al di là di ciò, il capolavoro di Puccini in questa versione utilizzerà gli spazi del castello anche per immergere il racconto in un'atmosfera collegata al periodo in cui il dramma di Sardù prende vita. Abbiamo costruito un allestimento che raccontasse un mondo in transizione, che è quello di Tosca, tra il mondo classico e il mondo moderno dopo la rivoluzione francese, quindi un mondo in costruzione è un'impalcatura sostanzialmente, e su questa impalcatura ci sono i meravigliosi quadri dei fratelli Carracci, che sono i quadri che accompagnano tutta Tosca, soprattutto nella parte di Palazzo Farnese, e questi quadri prendono vita perché sono le ossessioni, gli amori, le gelosie e gli ideali dei personaggi. Alessio Colautti invece ha iniziato la scorsa settimana un breve ciclo di spettacoli. Allestire uno spettacolo estivo, come abbiamo già sentito in questo servizio, è assai diverso dal mettere su uno spettacolo di tradizione. Allora vediamo questo servizio. Cosa significa per un artista esibirsi d'estate, magari all'aperto? L'abbiamo chiesto ad Alessio Colautti, che lunedì scorso ha inaugurato al Giardino Pubblico un piccolo ciclo di spettacoli. E Colautti parte intanto dal pubblico. Il pubblico dell'estate non è quello dell'inverno, infatti fare attività sia d'estate che d'inverno serve a mescolare un po' il pubblico, poi ci si porta un po' di quello estivo all'inverno e viceversa, perché le persone qui vengono magari più dalla zona attigua, vengono anche per passeggiare. C'è poi il discorso dei repertori che per ragioni intuibili non possono essere quelli proposti durante uno spettacolo invernale, c'è bisogno di pensarli attentamente. Si adeguano a quelli che sono i palati estivi, alle esigenze estive. D'estate le musiche anni 60 sono quasi più declinate alle versioni estive, penso su tutti ad Edoardo Vianello, ma non solo. L'estate è anche un momento in cui si sperimentano nuovi luoghi dove portare spettacolo. In questo senso, ragiona Colautti, Trieste è messa piuttosto bene. Trieste, grazie a Trieste Estate nei Rioni, che è proprio un braccio collaterale, grazie al grande lavoro che continua a fare Hangar Teatri, per esempio, facendo in giro proprio nei Rioni e anche nei sobborghi di Trieste, nelle periferie e fino nei sobborghi carsici, sono stati a Basovizza. Trieste può godere, non bisogna per forza spostarsi d'estate tanto per andare a vedere qualcosa di sera. In chiusura, Colautti svela un luogo che gli artisti amano molto per gli spettacoli estivi, ma svela anche una sua speranza. Molto apprezzato per esempio il Museo Sartorio, che è un bellissimo salotto, proprio visto questo abbraccio all'interno con questa villa meravigliosa. Uno dei miei sogni sarebbe quello, visto il problema che sta attanagliando la zona di Piazza Perugino, di Piazza Garibaldi, mi piacerebbe molto portare della musica, del teatro in quelle zone per vedere come potrebbe essere la risposta.
Staremo a vedere se insomma riuscirà Alessio Colautti a realizzare questo suo progetto, questo suo sogno. Prima di concludere, una notizia dell'ultima ora, come vediamo da Trieste Caffè, oggi si è aperto con un brutto risveglio per numerosi cittadini triestini. Diverse automobili parcheggiate nella zona dell'ospedale Maggiore sono state ritrovate danneggiate con segni evidenti di atti vandalici, vetri infranti, specchietti rotti, carrozzerie rigate. La polizia segnala episodi analoghi anche in altri quartieri, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e cresce naturalmente il malumore tra i cittadini. È tutto per questa edizione, il telegiornale di Tele4 ritorna questa sera alle 19:30, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.